Buongiorno, allora oggi vi parlo della compagnia. Fare compagnia a qualcuno vuol dire prestarsi a stare con lui. Non è sempre così scontato che le persone vogliono stare con tutti. Infatti la maggior parte delle volte ci troviamo di fronte a persone che hanno difficoltà a stare con noi. Questo è dovuto al fatto che non siamo tutti compatibili. Ci sono alcune persone che hanno delle difficoltà nel mettersi a confronto con altri. E infatti parlano poco, più che altro ascoltano e tendono sempre a non dire la propria opinione, ma a generalizzare, essere generici. Queste persone si fa fatica a comunicare perché si è sempre d'aiuto, ma non ti danno mai la possibilità di essere aiutati. A volte mi capita di incontrare persone che hanno la volontà di parlare, di discutere, ma sempre dei propri problemi, mai, oppure delle proprie irrisolutezze, mai qualcosa di costruttivo, qualcosa che dia la possibilità di agganciarsi e fruttare questa amicizia in modo più comprensibile e più comprensivo. Il più delle volte mi capita di avere a che fare con amiche che hanno bisogno di una parola di conforto. Allora è molto bello il conforto, ci dà a tutti un buon aiuto psicologico, ma dall'altra parte non riceve niente. Confortare una persona a me dà gratificazione nel momento in cui lei risolve il proprio dispiacere, la propria instabilità, la propria incapacità di risolvere il proprio problema. Ma ogni persona deve trovare il modo di risolvere le proprie questioni e è un mettersi in discussione interiormente. Allora, mettersi in discussione non è così facile e neanche così scontato che tutte le persone lo facciano. Più delle volte si mette in discussione gli altri ed è giusto questo, è giusto mettere in discussione gli altri perché sappiate che nessuno parla per voi. Il più delle volte parlano per se stessi, come la vedono, come la pensano in base alle proprie esperienze, al proprio vissuto storico, alle proprie storie. Quindi cercare conforto e cercare aiuto da altre persone psicologico, neanche dallo psicologo si riesce ad avere più di tanto aiuto, perché anche lo psicologo trova difficoltà nel mettersi a contatto con la realtà che voi state vivendo. Vivere un dispiacere, un qualcosa di negativo è più che altro un'abitudine, cioè un modo di vivere quella cosa in quella maniera lì. Questo si apprende ancora nell'imprinting e nell'infanzia. Le persone ci abituano ad avere un atteggiamento nei confronti delle negatività che non è del tutto esatto e non è del tutto il modo giusto per affrontarle. Il più delle volte le negatività arrivano per darci la possibilità di incastrarle in modo, fare un puzzle, incastrarle in modo di avere le risoluzioni per tutto. Cioè una cosa che non ci piace, che ci dà dispiacere, il più delle volte è qualcosa che invece si può cambiare e proporre in qualcosa di positivo. Per esempio, se una persona si trova in difficoltà economica, succede che trova un lavoro e quindi ha la possibilità di stare in mezzo agli altri invece di stare a casa da solo. Fa qualcosa per se stesso e per gli altri. Ha la possibilità di stare con altre persone e quindi non è più a casa a non far niente, a oziare, ma è in un ambiente in cui anche lei diventa parte di un qualcosa di sociale. Oppure anche stare a casa da soli e oziare oppure non fare niente tutto il giorno non ci dà la possibilità e la continuità di apprezzare
se stessi, ma si tende più delle volte a isolarsi, a rendersi eh, non autonomi, non indipendenti, a non uscire, neanche a fare la spesa, perché diventa una pigrizia anche andare a fare la spesa. Il più delle volte queste signore strane non hanno la volontà di uscire di casa perché si sono isolate mentalmente, anche isolate fisicamente da tutto quello che è l'ambiente esterno. Questo capita il più delle volte quando non si è compresi, ma non è neanche questione di comprensione, quando si cerca di evadere dal mondo. Il mondo è fatto così, mi hanno detto una volta. Neanche io lo accetto e nessuno lo accetta il mondo, perché il mondo non è qualcosa di benevolo, il mondo è qualcosa che ti aggredisce sempre, perché aggredendoti ti dà la forza di reagire e reagendo una persona diventa impermeabile, diventa fredda, diventa caustica, diventa statica, diventa una personalità forte, ma schiaccio. Tutte queste donne con questi capelli corti, non per giudicare i capelli corti ovviamente, ma queste donne mascoline che hanno questi scarponi da cowboy, oppure che hanno questi pantaloni sempre in jeans con il gilet. Io capisco che possa essere magari una deformazione professionale se uno fa l'avvocato, se uno fa l'ingegnere, se una donna fa mentre se una donna fa la parrucchiera è ovvio che come deformazione professionale ha i capelli, ha sempre i capelli a posto, ha sempre una pettinatura diversa, un trucco, qualcosa di particolare molto femminile. Perché? Per attirare la clientela, per attirare le persone a sé. E è ovvio, ok? Però io dico, tutta questa aggressività che c'è da donna a donna e che c'è da donna a uomo, che non si capisce questo uomo che ruolo abbia, non si capisce più che ruolo abbia questo uomo nella vita sociale, perché l'uomo non è più lui che porta a casa la pagnotta, è diventata la donna che è direttore amministrativo, direttore responsabile del commercio, commerciale. La donna è diventata e sta predominando tutto l'ambiente umano, umanistico. Perché? Perché ha più possibilità, perché lo sappiamo, ha neuroni che l'uomo ne ha uno e la donna li ha tutti che girano. E questo è dovuto all'utero, si sa, il fatto di avere la gravidanza e quindi di avere anche le emozioni e l'emotività più elevata, ha un cervello sviluppato in modo diverso. Quando si nasce si ha il cervello o da uomo o da donna, è indubbio questo. Non è che un gay oppure una lesbica abbia il cervello da uomo e l'altro abbia il cervello da donna, questo non esiste. Comunque si nasce con una forma fisica dovuta al sesso, quindi questo non si può variare nella vita. Questo è e questo rimane. Poi tutto il corpo si può cambiare come si vuole, si può gestire tutto quello che è il proprio carattere, l'umanità, l'umanesimo, la propria personalità, la propria individualità, il proprio sentimento, però voglio dire, il cervello nasce o uomo o donna, o maschio o femmina. Questo è indubbio. Questo a me l'hanno raccontata così. Se voi avete un'altra versione dei fatti, fatemelo sapere, ditemelo. Guardate, ditemi, no, è nato un uomo col cervello da donna. Ecco, e questo è dovuto al fatto che noi abbiamo la gravidanza e che noi gestiamo i bambini, cresciamo i bambini dentro di noi e quindi abbiamo le emozioni e l'emotività affettiva che è molto più sviluppata di quella di un uomo, che sappiamo che è molto più razionale, che è molto più statico, è molto più serio, è molto più, no serio nel senso che la donna è un buffone, nel senso che è molto più serio perché è molto riflessivo, ha bisogno dei tempi, dei spazi, un uomo è complicato.
crea complicazioni nell'ambiente in cui si trova e crea sempre dinamiche e difficoltà alle persone che gli stanno vicino. Trovare un uomo che sia in grado di risolvere i propri problemi è il top, il massimo. Il più delle volte si sa che un uomo grande è perché ha alle spalle una donna gigante, più grande. Quindi io voglio dire, se noi vogliamo dare conforto a una donna o a una persona, dobbiamo essere capaci di distinguere qual è il bisogno che ha. Il più delle volte le difficoltà che abbiamo noi donne è di interloquire con i maschi, con gli uomini, perché noi donne abbiamo queste capacità di essere diverse da loro. Lo sappiamo tutti, non serve che io lo dica, ma più delle volte io l'ho imparato nel tempo, conoscendo e stando insieme a un uomo, a degli uomini. Allora mi sono resa conto della diversità che c'è tra maschio e femmina e non è così scontato che tutte le donne lo sappiano, tutti gli uomini lo sappiano, perché si intende sempre l'uguaglianza tra maschio e femmina. Ma l'uguaglianza di cosa? Di stipendio può essere, anzi la donna dovrebbe prendere di più del maschio perché fa il doppio, bisogna dirlo, perché torna a casa e ha una famiglia e ha una casa da accudire ed è normalità, è scontato, è normale che l'uomo si siede ad abbuffarsi, a riempirsi. È normale entrare nella casa di un uomo e trovare l'immondizia e trovare da spazzare, da scopare, da fare, da pulire, da fare la lavatrice, da fare... È normale perché diamo per scontato che sia così. Quando invece ci sono genitori che sviluppano i loro figli fin da bambini a far da mangiare, a lavare, a fare la lavatrice, a lavarsi i denti. Ci sono uomini e donne che non si lavano i denti. La mattina invece di alzarsi e fare una bella sciacquata al viso, si alzano, si vestono e partono perché ho fretta. Allora, tutta questa fretta, come si fa a aiutare una donna? Come si fa a aiutare una donna? Questo va sottinteso che tra noi donne dobbiamo fare sorellanza ed aiutarci a capire e a sostenere le donne che hanno difficoltà nei rapporti umani, perché non è così scontato che siano comprese a casa. Il più delle volte non hanno comprensione. E poi non teniamo conto della competitività che hanno i maschi con una donna nell'ambiente di lavoro. È assurda la competitività che hanno, perché non riusciranno mai a tenere il passo di una donna, la precisione di una donna. Non voglio dire che le donne sono superiori, ma lo sono, lo siamo superiori ai maschi. Questa è la mia opinione, non è un'opinione, è una realtà dei fatti, perché io sono realista e non mi invento cose che ci sono uomini che superano donne incapaci, donne ingratte, donne che non hanno il senso delle cose, donne che non sono, che sono femmine, così no, sono femminette, donnine le chiamano. È in base anche all'età, sicuramente, perché in base all'età si fanno alcune esperienze, perché ci sono delle fasi che tutti facciamo, sia maschi che femmine, e reagiamo in modo diverso tra maschio e femmina, e reagiamo in modo diverso anche tra femmina e femmina e maschio, perché siamo in base al vissuto storico, alla nostra esperienza storica. Confortare una persona non è così facile. Se uno ha la psicologia spiccia, per esempio, la rovini una persona che è vicino e che ti chiede conforto, la rovini.
con la psicologia spiccia, perché non c'è empatia, non c'è comprensione e non c'è disponibilità. Bisogna aiutarci e darci sostegno e stimare sempre le donne. Gli uomini ci provano, arrivano fino a un certo punto, poi sono un po' narciso, quasi tutti, a meno che non trovi proprio uno zerbino, sono un narciso e pensano, ma io, capito? Quindi fatevi avanti, amiche, fate sorellanza e trovate la disponibilità di altre donne che cerchino di darvi consigli, opinioni, pareri, in modo che voi possiate vivere una vita serena, perché la pace nel mondo e la pace in famiglia arriva da noi donne. Arriva da noi donne. Siamo noi che allettiamo questi maschi. Ma non dobbiamo avere il peso solo noi, dobbiamo rendere responsabili questi uomini, incapaci di prendersi le proprie responsabilità e incapaci di mettersi in discussione. Non riesci a mettere in discussione un uomo. Lo metti in discussione nel senso che lo critichi e gli dici guarda che sta così, 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 ma lui mettersi in discussione, trovatemene uno che si mette in discussione. Mette sempre in discussione gli altri o le donne. Ditemi se non è vera questa cosa. Se voi trovate un uomo che si mette in discussione, scrivetelo nei commenti. Voglio sapere chi è e lo vado a cercare a casa. Ti cerco a casa e ti vengo a conoscere e vengo a bere caffè con te. Uomo che ti metti in discussione. Uno. Lo voglio. Ciao ciao. Buona giornata anche a voi.